Benevenidos a questa trattopo de Voces de Hominis. Semus sempre a giro pro sa Sardigna e oggi semus in una delle città più importanti della Gallura. Semus in Tempio Pausania in compagnia di Marco Antonio Muntoni. Salute Marco. Buonasera, grazie di essere qui. Nara, chi è Marco Antonio Muntoni? Marco Antonio Muntoni è la voce storica di Lucoro Gabino Gabriel. Lucoro Gabino Gabriel è un coro a Tagia. La parola Tagia ha un significato che è l'armonia. L'armonia che questo coro riesce a fare con le quattro voci. Vedi di una cosa, che il coro a Tagia generalmente gli anni passati, ultimamente non proprio, non riusciamo a gattare forse un falsetto adatto, però verrà la quinta voce. Però v'è pure una cosa di dire, che la quinta voce, se il coro ha una buona armonia, esce da sola. Una magia. Sì. Marco, cominciamo da quando sei nasciuto, da quando eri minoreddo. I te pizzino easy. I te navano da te. Era uno stadio abbastanza vivace, però in famiglia mi dicono tutti che era bella una cosa che mi succedeva quando, perché vedi una cosa, io sono con mezzo logodoreso e mezzo gadureso, perché babbo di Tula è da parte di mamma d'Agliento, quindi la parte gaduresa. Però la mia infanzia l'ho passata quasi tutta in Tula. Ed era vero, quando io arrivavo a Tula, che la gente diceva l'ultimo peso è arriendi. Perché veramente ero molto un bel vivace. Quindi Noi segnalevano, professor de Tula. E poi vedi di un'altra cosa, che probabilmente vi so che è arrivato a Taldo, a Lucanto, però l'armonia che io intendia da minore sicuramente mi sono imparato in Trento, perché io la prima cosa che facciamo quando arriviamo a Tula babbo salutava a nonna, a mia nanna, io salutavo a mia nanna e usciamo. E quando andiamo, babbo andava li chiamava gli zidderi, i zilleri, perché chi agattava i suoi amici si facevano i cantati e devo ascoltare. Babbo è uno dei cantatori manni e nulla, quindi diciamo, potremmo dire figliolo d'arte. Poi vabbè, ancora i fratelli cantani, mio nonno era lo stesso un cantatore, quindi diciamo che è una tradizione. Però io non sono entrato a cantare la forma di canto che facevo babbo, io sono entrato nella forma di canto a Tagia, del canto corale. E come te mai non hai posti fatto a babbo tuo? Perché per fare il canto a chitarra io ho una voce un bel potente ed io non ho una voce potente, ho una voce armoniosa che sicuramente ha preso tutto a babbo, però non ho una voce potente perché per cantare a chitarra vi ho una voce manna. Però dise accorsia su canto, Irnande a manno, Sì. ma prima di accorziare su canto hai fatto caricata cosa di artistica per esempio il canto? Sì, allora praticamente io ho cominciato con Culuardo, praticamente a 25 anni
si è formato un gruppo in Tempio, si chiama l'Accademia Villa Templi, e siamo stati per 10 anni un gruppo importante della Sardegna, abbiamo girato un bel. Mi sono incontrato un vediolti pure con Tavioniello, che è stato ci presenta, ma una cosa particolare che facciamo, che noi la cantiamo, ecco, è questo che posso dire, da chi ho cominciato pure il canto, in mezzo quando eravamo battenti, perché facciamo lo bardo delle femmine che era un bardo cantato. E cantavas tu? Sì, cantava pure io, però non era la voce solista. Quindi hai cominciato a cantare Sì. quando ballavas. E a cantare... A cantare proprio è stato un caso, perché in questo periodo il coro era un presidente che si chiama Sandro Fresi. Sandro Fresi è un musicista di Tempio. E Faidendi mi ha domandato, ma perché non ti accosti al coro a cantare? Ma io dicevo, ma io non so come cantare. Ma vieni, ti ho inteso qualche volta cantando quando guardai, e quindi secondo me puoi provare. Una sera mi sono accostato alla sede, dove si facevano le prove, e lì chi ha conosciuto tutti i coristi che verano, e vera un mastro che è tuttora il mastro del coro, che è Nico Bianco, che mi ha dato subito fiducia. Mi ha dato subito fiducia e mi ha detto imposta. Ma cosa imposto? Cosa ti ammenti di canti? La Brunella. È imposta la Brunella. L'ho impostata. Io sono barati contenti e da chi è nata questa passione. Quindi tu sei cantando su Coro Gabriel dai quantos anni? Dall'1999, quindi 27 anni. Così che non riesci a cantare. Sì. Non scherzi, questionare come te mai su Coro è stato motivoso, Coro Gabriel? Tanto, il coro dagli anni 50 fino all'81-82 veramente. L'81 è molto Gavino Gabriel. Gavino Gabriel è stato un etnomusicologo importantissimo della Sardegna e non solo della Sardegna, nato in Tempio, quindi l'abbiamo voluto dedicare al coro con il suo nome. Qual è questa cosa che rende diverso su Coro Gabriel dagli altri coros? Sì, è una caratteristica. Noi, oltre a cantare a tagia con le 4 voci a cappella, noi usiamo pure la cetara, che è un liuto povero, arrivato sicuramente dalla Toscana, passato poi dalla Corsica e arrivato pure in Gallura. E ci differenzia proprio dal resto degli altri cori, perché cantiamo pure con la cetara. E facciamo, con la cetara si facciano delle ninne nanni, è un bel particolare. Sì. Vi siete cantate in gallurese, giusto? Sì, noi cantiamo in gallurese, però non ci dispiace pure qualche cosa in saldo. Per esempio in un progetto di Anna Maria Puggioni noi abbiamo musicato delle parole in saldo e abbiamo fatto una canzone in saldo. Sì. Quali sono i argomenti che cantate e dove piccate i versi, le sparagole? Beh, lo coro Gabriel può cantare la Ita, cioè dalla nascita vince la molti. Noi tra l'altro questa cosa la usiamo spesso, la chiamiamo lo conto di Laita. Lo conto di Laita è praticamente una forma di spettacolo che raccontiamo tutta la vita di una persona, cioè dalla nascita
finza alla morte, quindi dalle ninne nanni, i canti degli occhi, i primi innamoramenti, poi i tradimenti, finza alla morte, con un miserere. Cantate speri cantos tradizionale de su tribaglio, antico, so? Ancora, sì, beh, è un canto molto particolare che è la foresta, praticamente si fa di quando si buca l'usuaru, è un lavoro tra l'altro faticoso in gardura. Vi collaborate speri con artistas meda importantes, giusto? Sì, tanto noi siamo stati per un periodo che facevamo una specie di festival, si chiama Migrazioni Sonore, ed abbiamo lavorato ed abbiamo invitato degli artisti importanti e con questi artisti abbiamo pure collaborato. Pino Iodice, Ambrogio Sparagna. Ecco, di Ambrogio Sparagna tra l'altro posso dire che ha ricambiato l'invito che noi l'abbiamo fatto e ci ha chiamato nel 2015, ci ha chiamato a aprire il concerto del 1° maggio al Parco della Musica a Roma ed è stato forse uno dei concerti più belli che io abbia mai fatto, perché siamo arrivati a qui la mattina e stiamo va solamente un canto, invece Ambrogio Sparagna ci ha fatto esibire fuori dello Parco della Musica, si è visto che la gente si è proprio incuriosita un bel di questa forma di canto, che a un certo punto è arrivato un da me e mi ha detto: Marco, mi sa che stasera voi aprite e invece di un brano ne farete 4. Ed è stata una cosa bellissima, infatti è successo proprio questo e abbiamo praticamente abbattuto il concerto del 1° maggio nel Parco della Musica. Davanti a 2000 persone, non è stata una cosa un po' bella. Bellissimo. Vi avete partecipato per a diversi concorsi locali e internazionali? Tanto il 2015 è uscito, era già da tanti anni che non facevamo una registrazione, un CD, e nel 2015 è uscito l'album Idola. Il nome Idola venne da una poesia di Petro Allutto, Idola è idolo al femminile praticamente, e di questa serata lo stesso ho dei ricordi bellissimi perché abbiamo due presentatori meravigliosi che sono stati Ottavio Nieddu e Giuliano Marongio. Abbiamo praticamente fatto la presentazione nel teatro di Carmine, in Tempio, davanti a 600 persone ed è stata una cosa meravigliosa perché quando siamo entrati nel teatro, che noi siamo entrati praticamente da Daretto, non da Lupano, la gente se ne è pesata tutta in piedi per farci l'applauso, è stata un'emozione bellissima. Con l'album Idola abbiamo vinto alcuni premi, un premio Mario Cervo a Olbia e un premio Città di Sassari dentro il premio Ozieri, poesia di Ozieri, sì. Su premio Mario Cervi poi l'ha vinto per Sassola, Sì. su 2023. Allora, praticamente negli anni mi sono pure formato musicalmente ancora da solo, perché la curiosità di poter fare ancora lo solista non solo con il coro Gabe, ma un solista proprio senza essere accompagnato da coro, con vari musicisti che abbiamo in gardura. Per esempio, il primo album che ho fatto è stato Ispiriendi,
Espiriendi è una parola in galurese che vuol dire spiare o guardare dall'angolino di nascosto. Un dia ho cantato con questo musicista insieme Roberto Diana e Giulia Cartassegna, che suona il violino e io suona la chitarra. E ho cantato sia in galurese che in sardo. Ho fatto Non posso riposare, in una forma particolare. È un brano che ha imparato un bel e che è piaciuto tantissimo, è stato L'Ubolo de Sastore, un brano di Tonino Puddu, a cui avevo chiesto l'autorizzazione alla famiglia e anche lì, ancora qui, è stata una cosa un bel bella perché sul coro nugoresu di cui Tonino era lo mastro, un grande amico della città di Tempio, ed io per rispetto ho telefonato, lui non era più in vita, ho telefonato a una nipote a Nuoro e ho domandato al permesso se poteva incidere su questa storia. E io è imparata strana di questa cosa perché mi ha detto ma sei la prima persona che me la stai domandando praticamente, e però è stato una cosa simpatica e bella, comunque lei è rimasta, è imparata un bel contenta di questa cosa. Da poi da qualche anno ho inciso un altro album insieme al maestro Sandro Fresi, un album che si chiama Kinda. Kinda è una parola lo stesso, Kinda vuol dire girare, infatti la copertina dell'album è una chiai, e ancora con questo mi ho preso il bel di soddisfazione. L'ho vinto con Luca Rogarbe, ma l'ho vinto pure da solo insieme a Sandro Fresi, lo premio Mario Cervo, di cui questa è pure la targa che ci hanno dato, lo premio che ci hanno dato. E qui mi ho preso delle belle soddisfazioni. Una quarantina di concerti in 3 anni, poi il progetto è finito chiaramente, però è rimasta un'esperienza un bel bella. Qual è questa differenza di cantare solo e di cantare su coro Gabriel? Lì te ciambata. Premetto. Quando ho cominciato a cantare, la di prima di fare un concerto io non dormivo e non mangiavo. Veramente andavo in una tensione, in una cosa incredibile perché mi si stegnava lo stomaco. Però il coro ti dà una specie di protezione perché sei circondato, se ti smentichi di qualche cosa può intervenire l'altro, sai, essendo la voce solista mi è capitato più di una volta. Io ho fatto il primo concerto che ho fatto, l'ho fatto in Santo Lussurgio, accanto in Carrela, ed è stata la mia prima Brunedda. L'ho presa in una tonalità 2 volte più alta di chissà chi di sta a praticamente ho mandato il coro lo trippi, che noi lo trippi è la mezza voce, praticamente era cantando in falsetto. Quindi è un altro brano che di stia va, che poi ho fatto, l'ho cominciato, ma a un certo punto mi sono interrotto. Ma come male che hanno compreso, è stato subito uno che mi ha dato l'input per riprendere, ed è stato. Però questa cosa mi è servita negli anni ad abituarmi al pubblico. L'emozione va sempre quando ando a cantare, però mi rendo conto pure che
più forza, più tranquillo a andando a fare un concerto. È comodo di prima manica se dormi, spero, Sì. prima di un concerto. Sì, sì, va sì. Riesco a mangiare e a dormire, sì, sì. Vatto un canto che io che si su coro, detto tutto scasato vinza Giacomo e pruitte. Lo canto a Taja, sicuramente è una canzone che è il tempo di Don Baigno, che per me è un capolavoro. Qualche autori di tempo passato, qualche autore di tempo perduto. Torra altra volta, torra fatti meu, tempo importante, tempo prezioso. Per me, quando lo canto, mi emoziono. Però mi rendo conto che emozioni pure le persone, a intenderlo. Poi comunque qualche altro brano è un brano ancora di recente composizione, che ha una poesia che si chiama I colori della vita, che è stata scritta da una poetessa che ha perduto la vedola per malattia, Paola Ascano. Ha scritto questa poesia e lo mastro insieme al coro l'abbiamo musicata aiuti di che quando la cantiamo ed è stata uno dei brani che probabilmente ha fatto conoscere Marco Montoni il mondo corale perché mi sono reso conto che quando andavo a agli occhi la gente mi domanda i colori della vita perché l'evento di YouTube ha fatto che sì che questa canzone, questa poesia si è conosciuta in tutta la Sardegna. Sì, I colori della vita è un brano che mi è proprio entrato nel cuore. E poi dimo che la forma di canto garureso è un canto un bel dolce. Il garureso è dolce, fa i denti solo, cantato è ancora meglio. Voglio dire che in ogni luogo che andiamo, il coro lascia sempre un bel ricordo. Visatros cantate versos de poetas gallureses, qual è su chi preferis tu? Ecco, è proprio i versi che ti ho detto prima, del tempo, qualche autore di tempo passato, è la poesia di Don Baigno, Don Gavino Pes, che è stato un poeta del 1700, che ha scritto forse l'amore per le femmine, forse indescrivibile di come lo scrivo, non si può comprendere davvero, bisognerebbe solo leggere queste poesie per comprendere cosa dice Ido dell'amore, come va da Ido dell'amore, o come scrive dell'amore. Visatros aquí des concertos in tutta la Sardegna e per i fora, quali sono i ammentos più belli di tutto questo scadesato vinza Giacomo? Beh, con lo coro Gabriel, la Sardegna l'abbiamo girata veramente, non dico tutta, ma quasi. Abbiamo cantato veramente in tantissime piazze. Come canto da solista, uno dei concerti più belli che ho fatto, insieme a Sandro Vresi e il fratello Mauro, che suona lo sax, è stato a Santo Lussurgiu per ammentare Giovanni Ardo e chi ha fatto un brano di Don Baigno di Le Muse Lumonti, molto, molto particolare e un bel bene. Poi un altro concerto importante è stato al Museo Archeologico in Cagliari, ancora qui è stato un concerto onde mi sono reso conto veramente che il lugar dureso alla gente piace, ancora se non lo comprende, però lo fai dato, lo cantato dolce, come eravamo dicendo prima, che
che la lingua gallurese è comunque una lingua che per cantare forse è una delle lingue più belle che abbiamo. Sì. Quando vi siete andati in concerto, a chi sempre sarmate si cantos o loro decidete in base a ove sedete, a ette tipi di sacchere? Tanto, sicuramente ci condiziona un bel il fatto di un disegno cantante. Se per esempio siamo cantando in una iglesia, sicuramente i canti sono un poco più moderati, un poco più sciuarati, ma soprattutto sciuariamo un repertorio ancora religioso. Tra l'altro si può dire che vi sono canzoni che con la stessa armonia si può ricantare le parole di parole sacri e poi con la stessa armonia poi va ancora, noi lo chiamiamo travestimento, praticamente poi va sia profano che sacro, sempre con la stessa armonia. La cosa bella del canto gallurese, ma del canto in generale in Sardegna, io mi permetto di dire sempre che il nostro canto è un poco jazz. Perché io ti faccio un canto a va, te lo rifaccio fra 5 minuti, lo stesso canto, e tu avrai delle percezioni diverse di chi che hai inteso prima. Perché il nostro canto è un bel emotivo, è una questione di chi che tu hai in dentro. Se tu hai un dolore di capo, faccio un esempio, non avrai uscì un canto bello forse, ma è uno stato d'animo di una persona un po' importante quando ha di cantare. Certo, siete persone, quindi. Ma come vinde a giovani chi vogliono imparare a cantare, chi vogliono entrare su coro, chi vogliono seguire questa tradizione? Questa è una cosa che mi preoccupa abbastanza, perché negli ultimi anni abbiamo provato a fare scuola e i licei non sono arrivati. E noi siamo diventati manni. I più giovani siamo io e Luasso, io ho 60 anni e Luasso ne ha 55, però gli altri due sono diventati manni. Quindi abbiamo paura che se non arrivano dei giovani, fra qualche anno la nostra tradizione si possa perdere. E questa è una cosa che mi preoccupa abbastanza. E secondo te ne pruite non vinde a giovani chi vogliono imparare a cantare? Guarda, non so veramente agattare le parole perché abbiamo provato in tutti i modi. I giovani in questo momento forse non hanno questa passione per il canto. Cosa posso dire? Ancora io non è che sono cariato da minoretto. Beh, però Quindi, tu dai minorenni hai inteso però sì, cantare tutta la famiglia. sì, questo sì. E infatti questa è una cosa importante. Io spero che i miei figlioli, io ho due figlioli, uno di 24 e uno di 13, che possano magari il tempo accostarsi a questa forma di canto. Però non è detta l'ultima parola, diciamo che abbiamo fatto una promessa con altri coristi che stanno vi torneremo a provare a aprire una scuola e vediamo se riusciamo a ancora invitando magari non solo di Tempio ma ancora dagli paesi a culto a Tempio, magari riusciamo a gattare qualche giovane che è appassionato e che vuole accostarsi a questa forma di canto. Si spera di ripetersi sempre. Sì. Le cose non possono cambiare, a un'ala è per assatela. Dunque, Sì. vi dobbiamo sempre sprovare. In questa zona, in Gallura, si chistiona gallo in gallurese? La lingua è stesichinde o che cosa si sperdende? Dimo che gli stedi da Bali, ma posso dire pure io,
cioè di me. Fai da in Gaduresu non è che lo faccio tutti i giorni. Lo so che fai da, magari non benissimo, perché fai da Gaduresu bisogna essere veramente portati, bisogna essere... Però è una lingua che dobbiamo preservare e continuare a fare da... Per esempio c'è un paese a culto a tempio che si chiama Agiu, che lo Gaduresu lo vogliono fare dalle minori proprio, cioè vi tengono un bel in tempio questa cosa si è un po' perduta. E come te mai si sperdia? E te va successo? Perché l'italiano ha preso sopravvento, purtroppo. Qui ci sono pure un bel scuole, forse Valchisso è sempre stata comunque una città un bel adananzi all'alti dei paesi, poi fai demo chiaramente, quindi l'italiano ha preso una certa... ha un poco... ha superato il Gaduresu. Intanto su Coro Gabriel Zicchiti a utilizzare la lingua e questo è già qualche cosa che potete aiutare su Gallurese a sicchire, a reare e a sicchire se questiona in qualche modo. Sì, sicuramente la nostra forma di canto serve proprio per questo, a continuare a preservare il Gaduresu e a tramandarlo puro. Speriamo di riuscire a tramandare proprio la forma di canto, cioè il canto a taglia, perché sarebbe veramente un dispiacere manno per questa città, ma non solo per questa città, ma per tutta la Sardegna, per di una forma di canto come lo canto a taglia. Qual è il suo desiderio più manno che ha a livello artistico? Qui mi tocchi, chi ci mi tocchi i cuori, perché non so cosa la posso dire, però mi piacerebbe veramente una di arrivare al premio Parodi. Di lavorare in tutto e mi il emoziono coro. pure dire questa cosa, perché Andrea è stato per me un artista manno, ma è proprio il premio in sé che è un premio che mi faceria veramente piacere ricevere oppure ancora essere invitato a questo premio. Sì. I te sei a Manianne, per su Voglio provato, Voglio provato un paio di volte, voglio provato, però non è andata bene, ma torniamo a provare. sono contento ugualmente. Per questo anno che viene, se a Manianne caricate il progetto? Tanto io ho un progetto con un amico musicista, un chitarrista, ma per problemi di lavoro si è dovuto bloccare. E allora vediamo se riusciamo a gattare un'altra via. Sì, comunque sì, mi piacerebbe ancora fare qualche cosa da solista. Sul filosofo tedesco Heidegger navata la terra si fa canto con la voce dei poeti. I te sprotene la poesia? La poesia è una forma di espressione. Uno con la poesia può dire tutto, può scrivere l'amore, può scrivere la morte, può descrivere la vita, può descrivere tutto con la poesia. Ed è per questo che le poesie belle poi vengono cantate. Inimus questo toppo de Voces de Hominis che Marco Montoni, che è la produzione della cooperativa Mega, e domandiamo a Marco se non scherete donare un canto pro inire in bellezza. E perché no? Vi proviamo, dai. Palchino torri di tempo passato, palchino torri di tempo perduto, torra alta volta torra a fatti meu,
tempo importante, tempo prezioso.